Vicenza, cuore pulsante dell'Italia, l'orgoglio di ospitare la 95esima adunata nazionale dal motto Il sogno di pace degli alpini, che calamiterà in città dal 10 al 12 maggio oltre 400.000 penne nere, evento che torna nella provincia più alpina d'Italia dopo 33 anni. Noi qui abbiamo nel territorio vicentino i 4 sacrari, quindi diciamo che da lì dobbiamo partire, quindi i nostri valori che derivano da chi ha dato la vita per la nostra libertà e che quindi vengono ricordati e vengono sempre messi in primo piano. È il primo cittadino a parlare di evento storico, città che è già vestita a festa con 30.000 bandiere tricolore, macchina organizzativa che è in moto da tempo, dall'ospitalità ai parcheggi al trasporto pubblico potenziato alle scuole di ogni ordine e grado che in città chiuderanno per venerdì 10 e sabato 11. Bisogna farsi trovare pronti perché chiaramente sarà difficile tutta l'attività legata alla mobilità, agli spostamenti, però stiamo cercando di gestire la situazione causando il minor disagio possibile ai cittadini. Quali sono i tasselli mancanti? Su cosa vi state concentrando adesso? Diciamo sugli aspetti che per noi sono anche sensibili come la sicurezza, quindi gli incontri e il coordinamento con il prefetto, con il questore, con le forze dell'ordine e diciamo un primo appuntamento che è fissato per il 4 di maggio con la presenza della fanfara della Brigata Iulia che sarà qui proprio nelle strade di Vicenza per dare il primo avvio concreto alla dunata. Kermesse che si aprirà il venerdì mattina con l'alzabandiera solenne in Piazza dei Signori e poi via via gli appuntamenti che animeranno la città e porteranno alla domenica in cui il serpentone di penne nere si snoderà in città per concludersi con la consegna della simbolica stecca alla sezione di Biella. Ci si aspetta non solo una grande festa, ma anche un momento per celebrare i valori di un intero paese e coltivarne la memoria storica. Noi infatti vogliamo trasmettere questi valori che sono anche una specifica direttrice di comando che ha disposto il nostro capo di Stato Maggiore dell'Esercito e di far memoria di tutti quelli che sono i fatti storici che ci vedono impegnati dal 1872 ad operare a favore della nostra popolazione.